Buongiorno carissimi amici e buon inizio di giornata, questo è il consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Piave in Blu e come ogni venerdì a farvi compagnia ci sono io, Martina Reolona. Andiamo subito quindi a sfogliare i quotidiani locali, a vedere quali sono le principali notizie pubblicate oggi che siamo a venerdì 28 maggio. Cominciamo con il Gazzettino questa volta. Nella prima dell'edizione del Nord-Est c'è una notizia che riguarda la campagna vaccinale in Veneto e le dichiarazioni del presidente Luca Zaia. Zaia dice appunto vaccini in autunno, necessaria la terza dose. Il governatore sarà un grande banco di prova, si sovrapporrà all'antinfluenzale e i contagi sono in calo. E c'è un articolo a pagina 3 a questo proposito che andiamo appunto a leggere subito. Il Veneto bianco già pensa alla terza dose, iniezioni d'autunno. Zaia, la nuova campagna sarà un grande banco di prova insieme all'antinfluenzale. L'incidenza intanto cala 29,8 casi ogni 100.000 abitanti e ogni 100.000 abitanti e l'occupazione ospedaliera al 7%, si legge appunto nel sommario di questo articolo. Ormai praticamente bianco, anzi bianchissimo come neanche ai tempi della DC, inizia questo articolo scherzando, il Veneto può permettersi di pensare già alla terza dose. Certo, occorre rimanere in osservazione per un'altra settimana e mantenere la massima prudenza fino all'uscita dal tunnel, ma la Regione sta ormai pianificando una nuova operazione anti-Covid dopo quella che dovrebbe concludersi entro l'estate. Ci prepariamo per la campagna vaccinale d'autunno che sarà un grande banco di prova, ha detto appunto il governatore Luca Zaia in una giornata in cui anche Friuli Venezia Giulia ha contribuito al progressivo sbiadimento della zona gialla. Non a caso, il presidente Massimiliano Fedriga attende per oggi dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità il via libera a Trieste da lunedì. Invece per quanto riguarda il passaggio in zona bianca per il Veneto dovrebbe scattare dal 7 giugno. In ogni caso le statistiche continuano a registrare un'importante flessione delle curve. Il doppio bollettino segnala in Veneto 229 nuovi casi con un tasso di positività dello 0,81 sui tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Altri 3 decessi, i ricoverati scendono a 85 in terapia intensiva e 640 in area non critica. Questi appunto i dati e poi ancora la contrazione quotidiana dei numeri spiega l'entità degli indicatori che oggi saranno ratificati dalla cabina di regia. Non solo Friuli Venezia Giulia ha un'incidenza di infezioni ogni 100.000 abitanti che oscilla fra 17 e 18, ma anche in Veneto questo parametro è ulteriormente calato a 29,8. Inoltre l'indice di contagio RT è attestato a 0,69 e i tassi di occupazione ospedaliera sono ridotti a 7% in tutti i reparti Covid. Sono dati da pienissima zona bianca, se saranno confermati nell'ultima settimana di valutazione ci permetteranno di entrarci tra 10 giorni, ha commentato Zaia, pur rinnovando l'appello a fare attenzione agli assembramenti, ovvio questo. Vista la situazione incoraggiante, la Regione con l'assessore Manuela Lanzarin sta cominciando a programmare la prossima campagna vaccinale, motivo per cui i centri provinciali non verranno smantellati. Molti ci chiedono che evoluzione avrà il virus, gli esperti ci dicono che o diventerà endemico come l'influenza oppure scomparirà come è successo per la SARS. Certo, con l'autunno il Covid potrebbe tornare, ma troverà delle persone vaccinate e ad oggi sappiamo che chi è stato vaccinato non si ripresenta in ospedale. In ogni caso è già stata messa nel conto la terza dose che in un Veneto che ieri pomeriggio è arrivato a inoculare 2.663.000 dosi, secondo il rapporto della struttura commissariale. Tra vaccinati e prenotati, i tassi di adesione aggiornati al mattino vedono, questo sempre per il Veneto, il 97,9% tra gli ultraottantenni, l'85,5% tra i 70 e 79 anni, l'81 tra i 60 e 69 anni, i 72 tra i 50 e 59 anni e il 52% tra i 40 e 49 anni. Chiudiamo la parentesi coronavirus e andiamo alla prima pagina del Gazzettino di Belluno che apre con la notizia che riguarda la CC. Risorse fino a metà giugno, si legge nel titolone. Accordo con fornitori e clienti per rinviare la scadenza, i sindacati avvertono, dopo c'è solo la cassa integrazione. Per i dipendenti anche questo mese arriverà lo stipendio decurtato per riuscire a far fronte alle necessità di liquidità. Poi questo articolo lo andremo a leggere sul Corriere delle Alpi. Ieri infatti i sindacati hanno incontrato i lavoratori in assemblea per riferire loro come era andato
l'incontro del giorno precedente con il commissario, e la notizia che è arrivata è che che il commissario straordinario Castro è riuscito a guadagnare altri 15-20 giorni e le risorse ci sono fino a metà giugno. La foto di copertina è dedicata al Museo di Serravella di Cesio Maggiore. A Serravella il regno delle rose antiche, centinaia di rose ciascuna con una storia. Il viaggio nel roseto di Serravella di Cesio Maggiore è un tuffo non solo nel profumo ma soprattutto nel DNA del bellunese, dal fiore sopravvissuto al Vajont a quello portato al Brasile dagli emigranti. E c'è un articolo di Federica Fante. E poi un altro lancio dalla prima del Gazzettino. In Comelico lasciati soli, in questo caso parliamo sempre del Covid, chiediamo più vaccini. Qui i vaccini non arrivano, siamo considerati periferia, sono le parole del presidente dell'Unione Montana Comelico, nonché sindaco di San Nicolò, Giancarlo Ianese. Testimoniano la stanchezza di una vallata che ha bisogno di uscire dall'incubo del Covid. C'è un articolo di Davide Piol. E poi un altro lancio, ferrovia in Agordino, c'è l'appoggio Alto Atesino, il progetto del treno delle Dolomiti, via Valcordevole, Scollina tra Trento e Bolzano. Il comitato presieduto da Paolo Selva Moretti ha incontrato Durnwalder, storico presidente Alto Atesino e politico di lungo corso. C'è un articolo di Raffaella Gabrieli. E per quanto riguarda il comune di Belluno, dipendenti del comune 12 i sanzionati in un anno di controlli. Andiamo infatti a leggere proprio. No, anzi, fermiamoci prima sulla protesta del Comelico. Il Comelico tuona, abbandonati sui vaccini. Il presidente dell'Unione Montana, Ianese, dice: ci considerano periferia, da noi hanno immunizzato soltanto 1 migliaio di residenti. Ci sentiamo l'ultima ruota del carro, sono partiti da qui ma poi si sono fermati, adesso temiamo l'estate, dice appunto il presidente dell'Unione Montana e sindaco. Qui i vaccini non arrivano, siamo considerati periferia. Le parole appunto sono del presidente dell'Unione Montana Comelico, nonché sindaco di San Nicolò, Giancarlo Ianese, testimoniano la stanchezza di una vallata che ha bisogno di uscire dall'incubo del Covid il prima possibile. E vengono fatti alcuni esempi. Come Santo Stefano di Cadore, eravamo covid free fino all'altro giorno, racconta il sindaco Oscar Meneghetti, poi nel giro di 24 ore ben 5 positivi e un'intera famiglia contagiata. Focolai nelle scuole, non ce ne sono ed è probabile che il virus sia stato portato da fuori. Come difendersi da un nemico che per la maggior parte delle volte è invisibile? Attraverso il vaccino. L'US Dolomiti si sta facendo desiderare, se vogliono cominciare la guerra la facciamo anche noi, esclama Ianese. Per il presidente dell'Unione Montana Comelico sono state vaccinate poco più di 1.000 persone, ma in totale i cittadini del Comelico sono 7.000. Se il dato sui vaccinati fosse corretto, tenuto conto che la campagna vaccinale è iniziata a fine dicembre, sarebbe un risultato alquanto scarso. È una situazione che riguarda solo il Comelico o anche altre vallate? Al momento una risposta non c'è. L'US Dolomiti non ha ancora fornito la mappa dei cittadini vaccinati comune per comune, che invece è stata diffusa in altre province del Veneto. E così i comeliani si sentono l'ultima ruota del carro, nonostante il Comelico abbia avuto un boom dei contagi. Intanto però sono state organizzate 3 sedute vaccinali in Comelico da parte dell'ULSS, domenica ce ne sarà un'altra al Palazzetto dello Sport di Santo Stefano di Cadore dalle 9 alle 13, dedicata alle persone che hanno più di 60 anni e che non si sono ancora vaccinate. L'accesso è libero, l'articolo è scritto da Davide Piol. Passiamo a questo articolo poi che riguarda Palazzo Rosso, siamo in comune di Belluno. Comunali, 12 sanzioni, 2 licenziati in tronco. Presentate in consiglio la relazione di un anno di controlli ai dipendenti di Palazzo Rosso, tanti promossi, alcuni ripresi. I multati per questioni disciplinari si concentrano nell'area affari generali, 5 persone, ambito tecnico, 4 e vigili, 3. Ed ecco qui l'articolo. 12 provvedimenti disciplinari e verifiche a tappeto. Il segretario generale di Palazzo Rosso, Francesco Pucci, ha passato sotto la lente di ingrandimento l'attività della macchina comunale. Ne sono emersi errori qua e là nei documenti, numerose segnalazioni dei coordinatori d'ambito nei confronti dei dipendenti e una raffica di sanzioni e sospensioni. Ha incuriosito mercoledì pomeriggio nel corso del Consiglio Comunale la relazione di Pucci sui controlli e sugli accertamenti effettuati nel 2020, tanto da spingere il consigliere Franco Roccona a chiedere di avere il testo della relazione non consegnato all'Assemblea. Saltano all'occhio i 12 provvedimenti disciplinari trattati lo scorso anno, di cui 2 finiti nel peggiore dei modi, licenziamento senza preavviso. Ma non solo, ci sono state anche sanzioni, sospensioni dal lavoro con privazione della retribuzione per tempi variabili e qualche archivazione.
I 2 licenziamenti sono casi noti, si tratterebbe di un vigile della polizia locale messo alla prova al termine di un'indagine che evidenziava come l'uomo sostasse un po' troppo nei bar, e l'altro sarebbe un operaio comunale pizzicato a rubare gasolio dal posto di lavoro. L'uomo, una volta licenziato, avrebbe impugnato il provvedimento trascinando il comune di Belluno in tribunale. L'articolo è di Alessia Trentin, per chi volesse approfondire e leggerlo tutto nel dettaglio. Leggiamo un ultimo articolo qui sul Gazzettino e poi passiamo al Corriere delle Alpi. Parliamo dell'ipotesi del treno lungo la Val Cordevole in Agordino, così salverete i vostri paesi. E c'è l'ex presidente altoatesino Durnwalder che appoggia il progetto della Belluno Cortina, il sostegno di Domenico Bondi, il comitato Bacchetta, la provincia, e c'è una fotografia che mostra Silvano Savio del comitato, Durnwalder appunto, Geraldo Zaltron sempre del comitato e Paolo Selva Moretti che è presidente del comitato stesso. L'articolo è di Raffaella Gabrieli. I vagoni stanno prendendo velocità, il progetto di treno delle Dolomiti via Val Cordevole non sta fermo, si muove raggiungendo ogni parte della provincia di Belluno, ma scollinando anche in quelle confinanti di Trento e Bolzano e giungendo fino a Roma. Il comitato, presieduto da Paolo Selva Moretti, sta andando in pressing da più parti per far comprendere la bontà dell'idea gordina, che rispetto alle altre vie cadorine sarebbe l'unica a transitare attraverso il capoluogo di Belluno. E di ieri, ad esempio, è stato l'incontro con Durnwalder, storico presidente altoatesino e politico di spessore che ha tuttora voce in capitolo. Nei sogni bisogna credere, ha detto appunto Durnwalder, che in decenni di politica attiva ha maturato esperienza da vendere. Ieri a Bolzano ha incontrato Selva Moretti, Silvano Savio e Gerardo Zaltron del comitato Agordino. A loro ha detto che il treno delle Dolomiti rappresenta una preziosa ancora di salvezza per i tanti paesini del bellunese che rischiano di morire. Alla gente vanno date certezze economiche e sociali e lo dico io che in Alto Adige ne ho inventate di soluzioni per evitare lo spopolamento delle nostre valli. Questo appunto le dichiarazioni dell'ex presidente alto atesino. Tracciato Val Cordevole, come sappiamo, ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, una questione che ha suscitato anche discussioni. Eccoci qui con la prima pagina del Corriere delle Alpi, parliamo di ACC. 15 giorni di credito, ACC va ai supplementari, scongiurata la chiusura a fine mese, ma i tempi per il salvataggio di Mel restano strettissimi. E a breve andiamo a leggere l'articolo di Dante Damin. C'è poi l'analisi fatta dalla Camera di Commercio sul mercato del lavoro e sulla produzione in Veneto e in provincia di Belluno. Rimbalzo industriale, la produzione vola a più 15%, si parla del primo trimestre di quest'anno. E poi ancora a Cortina il vice ministro vede l'agenzia addirittura, mentre le varianti no, e andremo a leggere l'articolo in cui si parla dell'arrivo di Morelli a Cortina. A Belluno un fulmine dal camino, devastate 2 abitazioni, tanta paura in via Pietriboni, poi leggeremo l'articolo. E ancora la foto di copertina è dedicata al museo Fulcis, quadri anche dagli Stati Uniti, la mostra su Tiziano si farà. Enti, istituzioni e fondazioni hanno confermato il loro sostegno economico, i musei hanno firmato le lettere di impegno a prestare le opere, quindi la mostra si farà, e c'è l'articolo di Alessia Forzin. Prima di leggere la questione ACC ci fermiamo un attimo per leggere un articolo che riguarda sempre la questione vaccini in provincia di Belluno. C'è un articolo di Marcella Corrà, pagina 5, 60enni resti a farsi vaccinare, l'ULS 1 ci prova con le sedute libere. Oggi a TAI drive-in senza bisogno di prenotare, domani si replica a Feltre, il bollettino 6 ricoverati. Ci sono ancora molti ultra sessantenni che non si sono vaccinati né prenotati. Su quasi 28.000 bellunesi che rientrano appunto in questa fascia di età ha ricevuto la prima dose e il 52,7%, quindi la metà, e sono 5.710 coloro che hanno completato la vaccinazione anche con la seconda dose, solo il 20,4%. Mancano quindi all'appello 7.511 bellunesi over 60, un numeroso gruppo di persone a cui sono state dedicate le giornate di vaccinazione libera organizzate dall'Ursulo Dolomiti. Dopo le prime 2 giornate che si sono svolte mercoledì a Paludi e ieri ad Agordo, oggi tocca al punto vaccinale di Tai di Cadore dalle 18 alle 19, aprire le porte liberamente. Domani sarà la volta di Feltre dalle 17.30 alle
19. In queste 2 giornate e in questi orari non occorre avere la prenotazione, ci si può presentare semplicemente con la carta d'identità e la tessera sanitaria, oltre ad un abbigliamento comodo che agevoli la vaccinazione. L'ULSUN ha aperto delle prenotazioni online per gli over 60 anche nella giornata di domenica. E nel frattempo su tutto il territorio provinciale sono al lavoro i medici di famiglia che hanno organizzato una lunga sede di sedute vaccinali in tutto il territorio della provincia di Belluno. Andiamo alla prima del Corriere delle Alpi di Belluno, siamo a pagina 5, c'è questo articolo di Alessia Forzin. La cultura riparte, Tiziano e i suoi, la mostra si farà, opere in prestito anche dall'America. Al lavoro per l'evento in programma da dicembre e l'assessore Perale dice: bene i contatti con i musei, le risorse ci sono. Enti, istituzioni e fondazioni hanno confermato il loro sostegno economico, i musei hanno firmato le lettere di impegno a prestare le opere e di recente ci sono stati contatti anche con musei americani per ampliare l'esposizione. Procede, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, il lavoro del comune di Villaggio Globale International per la grande mostra su Tiziano. Sarà il primo evento espositivo di un certo livello dopo lo scoppio della pandemia che ha rivoluzionato la vita di tutti i paesi e sarà a Belluno. Il capoluogo rientrerà infatti nel circuito delle grandi mostre attraverso uno degli artisti simbolo della provincia. Nei giorni scorsi è iniziato anche il lavoro per predisporre il catalogo. La mostra dovrebbe essere inaugurata poco prima di Natale e durare fino a Pasqua 2022. Il titolo ancora provvisorio è Tiziano e i suoi. Fra il Museo Fulcis e Palazzo Bembo saranno esposte 60 opere dipinte da Tiziano, ma anche dai suoi parenti e dalla sua ricchissima bottega. I quadri arriveranno da realtà rinomate di tutta Italia e di tutta Europa. Si parla delle gallerie dell'Accademia di Venezia, degli Uffizi di Firenze, dell'Accademia Carrara di Bergamo, della Pinacoteca di Siena, dal Museo di Vienna, dalla National Gallery e dal British Museum di Londra, dal Prado di Madrid, dal Louvre di Parigi e dall'Hermitage di San Pietroburgo. E di recente si sono fatti sentire anche musei americani, quindi una buona notizia per la città capoluogo. Ed ecco una notizia che riguarda ACC, siamo a pagina 17, 15 giorni in più di credito per la ACC. L'azienda trova le risorse per arrivare in qualche modo a metà giugno, i sindacati rilanciano, il governo deve muoversi e l'articolo è di Dante Damin. Arriva una piccola boccata d'ossigeno per la ACC Wanbao, la deadline, il limite oltre il quale l'azienda dovrà arrendersi se non arrivano forze fresche e denari, si sposta in avanti di un paio di settimane, rilanciata al 15 o 16 giugno, con i sindacati che chiedono che il governo esca una volta per tutte allo scoperto, fornendo risposte chiare e definitive sul futuro dello stabilimento e su quello degli oltre 300 operai. Mai come ora il rischio di vedere l'azienda zumellese chiusa per sempre è stato così concreto. Se non si trovano in tempo i fondi necessari per rilanciare la produzione, che siano essi pubblici o provenienti da privati, la prima conseguenza che ne deriverà sarà la cassa integrazione per tutti. Ieri c'è stata una conferenza stampa dei sindacati, Stefano Bona della FIOM CGIL dice che l'obiettivo è far sì che la CC possa nuovamente divenire strategica nella produzione di componenti di elettrodomestici, favorendone il rilancio viste le numerose crisi a livello nazionale. Ci sono ovviamente gli stipendi da salvare e appelli sono arrivati anche dalla politica. Pazienza finita, Giorgetti si muova, Maurizio Castro, i lavoratori di ACC stanno facendo un lavoro eccezionale, se la linea di credito dato oltre 2 settimane di tempo è solo perché l'azienda ha una credibilità enorme. Il tempo continua a stringere, il ministro Giorgetti non può mettere ulteriormente alla prova la pazienza dei lavoratori del commissario Castro. Le parole sono del deputato di Forza Italia, Dario Bond. Andiamo avanti e ci spostiamo, anzi ci fermiamo ancora un attimo qui. Ieri, durante l'episodio di maltempo che si è verificato fra le 4 e le 6, fulmine a Cavarzano, entra dal camino e devasta 2 case. Nessun ferito in via Pietriboni, ma tanta paura tra i residenti. È stato come un terremoto, c'erano pezzi ovunque. Decisamente uno spavento, l'articolo è di Cristina Contento, sembrava un terremoto, abbiamo sentito un grande colpo ed è saltato tutto, luce e riscaldamento. Ai Civici 18 a Cavarzano si fanno i conti con un fulmine. Entrato dal camino della famiglia Bedont ha fatto danni nella parte bifamiliare dei Gottardi, ma l'hanno vista nelle case di tutta la via, spiega il signor Gottardi che mostra i pezzi di camino saltato in 1000 pezzi nei rispettivi giardini.
Erano più o meno le 18 nel pieno della bufera che altrove nel capoluogo è abbattuto alberi e in via Pietriboni un fulmine ha scaricato talmente tanta energia che nella casa Gottardi Pampanini è saltato riscaldamento a pavimento su un piano, si sono allagate alcune stanze di sotto e è stata messa fuori uso la caldaia oltre a PC, router e televisioni. Danni per diverse decine di migliaia di euro solo nell'abitazione, un disastro. E poi c'è anche il racconto dell'altra famiglia, è entrato nel nostro camino, racconta Orvino Bedont, e ora dobbiamo verificare la canna fumaria perché non sarebbe agibile. Un grande botto, è partito il camino ed è arrivato giù alla stube, quindi decisamente momenti di paura. Ci spostiamo a Feltre. Protezione civile alla Zanettelli, gli alpini sono tornati a casa, firmata la convenzione tra comune e ANA e il presidente della sezione Mariec dice sarà un polo della formazione per i volontari. Gli alpini sono tornati a casa, il presidente della sezione ANA di Feltre, Stefano Mariec, è felice ed emozionato per la firma posta ieri sulla convenzione ventennale con il comune di Feltre che restituisce alle Penne Nere l'uso di una parte importante della caserma Zanettelli, non è solo un attestato di stima verso il lavoro svolto dalla protezione civile, ma anche un valore più alto, simbolico, che pone gli alpini come interlocutore privilegiato con il comune in un'ottica di futura rivalutazione anche della parte storica della caserma. E l'articolo è di Roberto Curto. Gli alpini avevano già trasformato e reso nuovamente utilizzabili i locali che ieri hanno tenuto in comodato d'uso gratuito. Non è solo la sede della protezione civile, ha detto il presidente dell'ANA di Feltre, ma un polo per la formazione dei volontari in tutte le sue declinazioni. Senza la formazione e la preparazione del personale, nonché la pianificazione dell'attività con i comuni, questa operazione non avrebbe senso. Dal momento in cui abbiamo acquisito parte del complesso nel 2015, spiega dal canto suo il sindaco Paolo Perenzin, questo è un giorno speciale perché certifica che la caserma torna a vivere. Nel master plan quest'area doveva essere abbattuta, invece grazie agli alpini le abbiamo ridato dignità salvaguardando un luogo strategico e simbolico della città. L'obiettivo è farne la struttura baricentrica per la protezione civile facendo gravitare su Feltre il Primiero, la Bassa Valsugana e l'Alto Trevigiano. Le migliorie già portate dagli alpini dimostrano che abbiamo fatto la scelta giusta. Quindi una buona notizia. Leggiamo, volevo leggere con voi ancora un paio di articoli, in questo caso siamo in Agordino. Asca, sia al bilancio ma in casa di riposo aumentano le rette, anche gli agordini ai corsi per operatori sociosanitari nel 2021 apre uno sportello riservato alle badanti. L'articolo è di Gianni Santomaso, causa Covid. Asca è costretta ad aumentare le rette, ma intanto gli agordini stanno partecipando ai bandi per assunzione del personale. Nel Consiglio Comunale di Agordo, svoltosi ieri sera in videoconferenza, la discussione più ampia ha riguardato l'approvazione dei bilanci 2020 di Asca, l'azienda speciale consortile agordina che gestisce le case di riposo di Agordo, e di Agordo, la casa di riposo di Agordo, e di Agordo Servizi che gestisce la farmacia e l'asilo nido comunali di Agordo. A presentare il primo è stata Angela Niero, direttrice di Asca dal 1 gennaio scorso e dal 1 maggio anche di Agordo Servizi. Il bilancio 2020 ha chiuso con un attivo di 22.000 euro, ma segnaliamo che è stato un anno bloccato e caratterizzato da grandi spese causa Covid. C'è stato un aggravio di quelle legate alle pulizie e allo smaltimento dei rifiuti speciali in seguito agli isolamenti degli utenti contagiati e a quelli per la gestione degli isolamenti stessi. Ribadiamo inoltre il permanere dell'annoso problema che si avverte a livello nazionale che è legato alla carenza di infermieri professionali. Tra gli elementi positivi ci sono gli investimenti fatti dalla Regione, 59.000 euro come contributo Covid, e da Luxottica, 64.000 euro per i pasti a domicilio. E poi si parla dell'aumento. Da questo mese abbiamo dovuto applicare un aumento di 2 euro al giorno, passaggio che abbiamo prima condiviso con i familiari degli ospiti che hanno compreso le difficoltà del momento. E prima di chiudere leggiamo ancora questo articolo. Morelli, il viceministro, dice l'Agenzia Olimpica in dirittura, circonvallazioni entro il 2025, ci spero. Il viceministro rassicura sui fondi ma mette in guardia sui riflessi del meteo. Se lavori in montagna sai che è un fattore, e c'è l'articolo di Alessandra Segafredo. Stiamo andando verso il taglio del nastro dell'Agenzia Olimpica. Sono state parole del viceministro alle infrastrutture Alessandro Morelli che ha le deleghe relative alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Al coordinamento dei commissari di ANAS, gli interventi stradali e il codice della strada. Ieri pomeriggio Morelli è salito a Cortina per visitare le strutture ANAS e discutere con il sindaco Gianpietro Ghedina e il municipio dei progetti previsti per i giochi.
Il governo è impegnato sull'importante passaggio della creazione dell'Agenzia Olimpica che si dovrà occupare delle infrastrutture necessarie all'evento e che rimarranno come eredità del paese, spiega Morelli. È questione di giorni e la nomineremo con la scelta dei commissari per le varie opere. C'è poi un nodo molto sentito e critico anche per il Bellunesi. I progetti più impegnativi da realizzare per le Olimpiadi sono inerenti alla viabilità. In progetto ci sono la circonvallazione di Cortina, opera da 240 milioni, che toglierà con una galleria il traffico di attraversamento dal centro del paese. C'è poi la variante di Longarone che eliminerà le lunghe code sulla Lemagna. Le circonvallazioni di Longarone e Cortina sono sicuramente la priorità, sottolinea il viceministro, e il governo ha già previsto le risorse. Dal giorno della mia nomina ho subito chiesto una relazione dettagliata su quali siano le massime priorità. Dobbiamo completare le opere a cui daremo avvio per la fine del 2025, dichiara, in quanto i giochi saranno tra febbraio e marzo del 2006. Non è tanto una questione di soldi, perché le risorse ci sono, ma dobbiamo piuttosto essere in grado di superare tutte le difficoltà. Con l'Agenzia Olimpica, i commissari, l'ANAS e i tanti collaboratori dimostreremo di poter superare anche le difficoltà del meteo, come è stato fatto per i mondiali. Il tempo a nostra disposizione finisce qui, ci rivediamo domattina alle 8:30 sulle frequenze, ci risentiamo domattina alle 8:30 sulle frequenze di Radio Piave e ci rivediamo anche in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Intanto a tutti un buon venerdì, un buonissimo fine settimana e ci rivediamo prestissimo. Grazie per l'ascolto, arrivederci, buona giornata.